Ok. Oh. Stai cercando il fotografo per il tuo matrimonio ma non sai da dove iniziare. Non hai un cugino fotografo e il fotografo di famiglia o di paese diciamo che non fa proprio al caso tuo. Sono Francesco Campo, fotografo e filmmaker, lavoro principalmente nel mondo del wedding. Con questo video non voglio dirti che sono io il fotografo giusto per te, voglio solo aiutarti a scegliere quello che potrebbe fare al caso tuo. Poi se sono io, tanto meglio. Scegliere il fotografo oggi è una scelta un po' più complessa, perché grazie a internet il nostro bacino di utenza è cresciuto, ma anche il vostro ventaglio di scelta è aumentato. Questo può creare in voi in te diversa confusione. Motivo per cui un video del genere può aiutarti a capire quali sono gli aspetti su cui basare la tua scelta. 1. Lo stile fotografico. Devono piacerti le foto del fotografo che sarà poi quello del tuo matrimonio. Il modo in cui compone, la gestione della luce, i colori, i contrasti, qualsiasi cosa. Ma devono piacerti, deve piacerti il risultato finale. E non serve che tu sia un tecnico per capirlo, serve solo che guardi le foto e quelle foto suscitano in te qualcosa. Poi se il fotografo è quotato e ha vinto premi, non li ha vinti perché magari semplicemente non partecipa a dei contest, non ti interessa, perché alla fine della fiera deve piacere a te e a nessun altro. Poi il fotografo può essere il più bravo del mondo, ma se per te non lo è, non è il fotografo giusto. Devono piacerti le sue foto. Seconda cosa molto importante è cercare di capire se il fotografo che vi piace vi fa stare bene, come interagisce con te e con le persone in generale, perché sarà il fornitore con cui probabilmente passerete più tempo durante l'esperienza matrimonio, sia il giorno dell'evento ma in generale prima e dopo, si spera. È fondamentale che ci sia fra voi un minimo di feeling, un minimo di empatia. Questo vi permetterà di essere molto più a vostro agio e il fatto che voi vi sentiate più sereni ci permette a noi di fare delle foto decisamente più belle, decisamente più naturali. Addirittura di poter osare a fare delle foto che invece hanno un carattere più editoriale, cosa che altrimenti se c'è un po' di non antipatia ma un po' di vergogna, un po' di pudore che è normale ma va oltre, e allora diventa veramente complicato portare a casa un lavoro che poi non piace a nessuna delle due parti. Importantissimo scegliere qualcuno che in qualche modo vi faccia sentire bene. E per farlo dovete spenderci del tempo insieme, che significa una chiacchierata, 2 chiacchierate o insomma incontrarlo di persona. Terza cosa molto importante è la sua professionalità, il modo in cui declina il suo lavoro. Facciamo tutti lo stesso lavoro, ma non tutti offriamo gli stessi servizi, non allo stesso modo. Quindi è importante per voi capire se cercate una persona flessibile, poco flessibile, una persona che magari è zelante o una persona che invece vive più alla mano e si sente più artista. Cioè dovete cercare quello che declina la professione nel modo che più è congeniale a voi, ed è un aspetto molto molto importante da valutare, perché vi dà sicurezza, vi dà una sensazione di ok, è la persona giusta, è il professionista che cercavamo. Va da sé che un particolare zelo, un certo occhio di riguardo nei dettagli piazzerà il professionista su un livello piuttosto che su un altro, ancor di più delle foto che poi andrà a fare. E la quarta cosa da valutare è il valore che date al servizio fotografico, che date voi, perché per quanto un fotografo possa aver vinto premi, quando un fotografo possa essere rinomato, fondamentalmente poi la cosa più importante è capire che valore date a quella cosa lì, quel valore date al servizio fotografico, quanto è importante per voi. Capito quello, vi muoverete con molta più coerenza lato budget e saprete esattamente fino a che punto siete disposti ad arrivare. Se siete una coppia che vuole solo esclusivamente le foto un po' più pulite o non vuole il cugino che viene incastrato con la macchina fotografica a fare le foto, scegliete quello che vi costa meno. Ovviamente non avrete lo stesso risultato, la stessa attenzione di un fotografo che invece arriva con una squadra, di un fotografo che invece vi fa 1000 domande e vuole sapere tutto, di un fotografo che possibilmente ha dietro una preparazione internazionale. Quindi il valore che date voi determina poi un po' il prezzo che andrete a ricercare sul mercato. E il quinto punto fondamentale è la comparazione fra professionisti. Sceglietene 3, 4 che vi piacciono, parlate con tutti, andate a colloquio con tutti, guardate quello che vi consegnano, a che prezzi, in che modalità. Dopodiché valutate in funzione di tutte le cose che vi ho detto prima. Queste sono le 5 cose base per scegliere il fotografo.
Ma se avete altre domande, scrivetemi nei commenti e vi risponderò, perché ognuno di noi declina la propria professione a modo proprio, ognuno di noi ha il suo modo di intendere, il suo modo di essere fotografo, il suo modo di vivere la creatività e la professionalità. E quindi è giusto che poi andiate a scegliere quello che fa più al caso vostro. Scegliere un fotografo a questo punto diventa semplice. Deve piacerti il suo lavoro, deve piacerti il modo in cui lavora, deve piacerti il modo in cui si pone e soprattutto deve avere un prezzo che è ragionevole in funzione di tutte queste cose qui. Anche perché se un fotografo costa di più o costa di meno, c'è sempre un motivo. E a quel punto viene da chiedersi a chi vuoi affidare i tuoi ricordi, come vuoi che vengano confezionati questi ricordi. E a queste domande puoi rispondere solo tu. Sono Francesco Campo, se ti serve un fotografo di matrimonio, sono a tua disposizione. Ciao!